Io ho portato il mio oggetto rappresentativo, che è una piastra di Petri con un terreno di cultura dove è stato eseguito un antibiogramma su un ceppo di Pseudomonas aeruginosa, che è l'agente patogeno più frequente nella fibrosi cistica. È un ceppo isolato infatti di un paziente con la fibrosi cistica. La fibrosi cistica è una malattia genetica, è associato a una mutazione nel gene CFTR che causa una produzione eccessiva di muco, è un muco particolarmente denso che ha delle ricadute patologiche multiorgano, soprattutto a livello del sistema respiratorio dell'apparato digerente. Il mio gruppo di ricerca collabora da diversi anni con alcuni colleghi della sezione di patologia del Dipartimento di Medicina, ma soprattutto con il Centro regionale per la fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera di Verona, con un obiettivo comune, che è quello di fare ricerca e capire i meccanismi che portano alla induzione di una infezione cronica a livello polmonare in questo tipo di pazienti, una situazione molto grave che diminuisce la funzionalità respiratoria e che è molto difficile da trattare, a volte impossibile da trattare. Questa patologia cronica è la causa più frequente di morbidità e di mortalità nei pazienti con la fibrosi cistica. Noi abbiamo, il gruppo mio di ricerca, avuto diversi progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione Fibrosi Cistica, una fondazione molto efficace nel supportare la ricerca in questo settore, e con le risorse che loro ci hanno fornito noi siamo riusciti a ottenere una serie di risultati che ci sembrano interessanti, anche perché sono risultati traslazionali che hanno una ricaduta, poi un'applicazione nell'ambito clinico, in questo caso del Centro per la fibrosi cistica. Un terzo gruppo di studi hanno portato alla individuazione di una serie di patogeni emergenti che vengono sempre più frequentemente diagnosticati e che hanno la possibilità di causare anche loro infezioni croniche e diminuire la funzionalità respiratoria. Noi ci siamo focalizzati su Achromobacter psilosoxidans e abbiamo trovato dei fattori di virulenza che rendono alcuni ceppi particolarmente virulenti, quindi che possono più facilmente causare la polmonite cronica, e altri ceppi invece che non hanno questi fattori di virulenza, o non tutti, sono meno virulenti e sono coinvolti in infezioni occasionali più facili da trattare. Attualmente stiamo facendo soprattutto degli studi di tipo genetico sulla base del sequenziamento di numerosi ceppi di Achromobacter isolati dei pazienti della fibrosi cistica, e stiamo vedendo come queste specie batteriche possiedano molti elementi extracromosomici che portano geni per la virulenza, per l'antibiotico resistenza, e che possono scambiarsi tra i diversi tipi di batteri che ci sono nella comunità del polmone in pazienti della fibrosi cistica. La nostra ricerca continua, sempre in collaborazione con il Centro di fibrosi cistica e in collaborazione con l'Università di Verona, e nonostante la pandemia del Covid-19.